Amici bellini, quante cose! C'è aria di Champions e quindi noi andiamo a sviscerare questa conferenza stampa. C'è di tutto, vedete il Ciolito, no, il Ciolito sta qua, Spalletti, c'è quella cosa in azzurro, l'affare l'hai presentato male, Ciru, cominciamo! Allora, che divertimento, veramente è stata scoppiettante per alcuni motivi che andiamo subito a sviscerare. Marco Tecce, no, allora ricominciamo tutto, non posso riavviare perché non c'è tempo, è presto al mattino. Qualcuno si iscrivesse al canale perché Marco lo abbiamo già benvenutato, ma siete aumentati, abbiamo sfondato il tetto dei 14.5, obiettivo 15.000 come dice Saveria Solida, e poi vediamo quello che si può fare. Quando voi lasciate i like tutti ci cresciamo, ci divertiamo di più e arrivano gli spunti sulle cose che io mi perdo, perché è normale perdersi qualche cosina, qualche sbavatura, come purtroppo è capitato anche al traduttore che mi sembrava bravo, mi sembrava sul pezzo. Per un paio di cose mi sembra che ha mancato una negazione che cambia completamente il senso della frase, e poi dice il rematch con Mourinho. Vabbè, non ha molta importanza. Si comincia, prima di tutto sottolineiamo conferenza sul canale ufficiale del Napoli, come è capitata nell'ultima di Champions, quindi questa potrebbe essere una tradizione importante. Dai Napoli, mettiti al passo, perché queste sono le cose basilari, E quindi è arrivata pure la domanda, c'era qualche amico bellino in chat sul canale ufficiale del Napoli, admin, ma perché non le facciamo sempre dal vivo queste conferenze sul canale ufficiale? Molto bene. E sentiamo Baldari che dice a Massimo Ugola, per capirci: voi niente domande, vero? Lasciano spazio agli altri, infatti non ci sono domande di Massimo Ugolini. Si comincia, ho l'esperienza per capire, insomma si chiede a Simeone il momento suo, il fatto che parte sempre dalla panchina. C'è un po' di calcese ovviamente, ma Simeone è molto molto mentalizzato, e c'è una cosa importante, ve la faccio vedere qua, faccio un po' di flex. Il segreto, ragazzi, Simeone parla di visualizzazione. Quando si parla di visualizzazione dovete googlare la legge d'attrazione, vi cambia la vita, veramente vi cambia la vita, e mi fa impazzire che Simeone lo faccia. Vedi, lui vuole essere l'esperienza per capire che deve essere pronto quando viene chiamato, quando viene messo in campo anche negli ultimi minuti. Il centravanti del Napoli segna a prescindere, lui dà il merito ai compagni, non parla subito di Spalletti, parla prima dei suoi compagni, molto importante. E poi la visualizzazione, lui visualizza quello che può capitare nella prossima partita, si prepara, lui si scrive le partite, c'ha un foglietto, cioè praticamente Simeone fa questo, Simeone fa le cose che facciamo noi, non è fragile mentalmente, cioè si scrive le partite, si studia gli avversari, studia le difese, pensa a cosa si farà in campo prima ancora che glielo dice Spalletti. È bellissima questa cosa qui, quindi visualizzazione. Ciolito mister Ciolito, veramente un allenatore già in campo, bellissimo. Quindi l'andata comunque è stata difficile, glielo chiedo, si analizza un pochino l'andata, sì è vero, però abbiamo meritato, questa è vera però sta cosa, perché forse i Rangers sono quelli che pur non segnandoci ci hanno dato più difficoltà all'inizio. Ricordate le parole di Spalletti nel post partita, ci hanno messo molto in difficoltà e ci andò bene all'inizio, poi dopo abbiamo dilagato, ma è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà per quell'approccio incredibile che ebbero. L'affetto con la città, con i tifosi, è partito dal giorno delle trattative, non è nemmeno da quando è arrivato, ma da molto prima, che ha ricevuto tantissimi messaggi. Ovviamente questo rapporto Argentina-Napoli è qualcosa che va al di là, e lui ci ama, poi ci parla del sole, ci parla del mare, e quando sente anche un pochino la grande città, no? Il traffico, il caos, lui dice che poi si fa il suo bicchiere di mate, la sua tazza azzurro fluido di mate, una sorta di tè argentino, e si rilassa, si guarda il mare, no? Giusto? Dopodiché gli si chiede il suo rapporto con Spalletti, quello che Spalletti gli sta insegnando, e lui ci fa capire che Spalletti non ti fa mai rilassare. Tu fai una cosa buona, fai un gol, e lui subito pensa alla prossima occasione, se sbagli un passaggio poi te lo ritrovi all'improvviso negli spogliatoi, ti fa anche divertire, è anche divertente in certe cose, non sai quando potrà apparire. Quindi Spalletti tiene tutti sul pezzo, questo è importante, perché
sappiamo, no, non gridare, gridi sempre, no, è importante, i giocatori sanno che è importante, ricordiamoci anche con Ancelotti quando si diceva le cose, gli allenamenti troppo blandi, ci sono dei gruppi, delle squadre che hanno bisogno di stare sul pezzo, che non sono abituatissimi a dare il 150%, questo è importante, quindi fai una cosa bene, ok, ma devi pensare alla prossima, un po' come le partite, abbiamo fatto una partita buona, ok, ma pensiamo subito alla prossima. I compagni sanno le caratteristiche degli attaccanti, ovviamente se vince c'è Raspadori viene incontro, i compagni sanno che devono giocare in un altro modo, con lui o con Osimhen in un altro modo, pensa alla nazionale, spera di avere la convocazione finale e rientrare in quelli che saranno convocati per l'Argentina per il mondiale. Napoli, Atletico Madrid, ci pensi, lui dice sarebbe bello, ma pensiamo ad oggi, non pensiamo a quello che potrebbe accadere. Con umiltà gli si ricorda ancora che il Napoli non meritavano di vincere, noi meritavamo di non perdere, noi meritavamo eccetera eccetera. Si va avanti e pensiamo a noi, quanto è importante arrivare primi, e non risponde nemmeno, anche perché c'è la storia della doppia domanda, fate una domanda sola, quell'altra che interviene, no, state zitti, le solite manfrine che succedono in conferenza, ma lui insiste su questo libretto e dice io mi scrivo i punti deboli degli avversari, i dettagli tattici, voglio fare benissimo. Dopodiché si passa al mister Spalletti, microfoni spenti, si comincia con la domanda a microfoni spenti. Ma la domanda è chiara, anche perché poi si sente nella traduzione le difficoltà che potreste trovare. La difficoltà è il ripetersi, è il continuare a vincere, e sarebbe importante vincere, quindi lui non farà un gioco speculare, non farà un turnover per far riposare, ma fa sempre un turnover per vincere. I 15 punti, cioè arrivare alla partita con il Liverpool con 15 punti e quindi già anche ragionare addirittura con la differenza reti, dopodiché quando si arriverà a quella partita Spalletti ci dirà che non penseranno alla differenza reti ma penseranno a vincere, perché per i tifosi eccetera eccetera. Quindi ci siamo, però è importante questa partita che non va sottovalutata. Interviene a gamba tesa Lombardo, i biglietti non sono esauriti, accattatevi i biglietti, sono fake news che sono esauriti i biglietti. Qui io ci aggiungo la mia, sono esauriti, o almeno non era possibile prendere i biglietti già per Napoli-Sassuolo, dove uno degli amici disabili che continuano a scrivermi continuano a trovare delle grandissime difficoltà nel loro settore, in coda per ore e ore online, e hanno difficoltà e non trovano i biglietti tutti quanti. Napoli, fai qualcosa, bisogna tutelare i meno fortunati, perché non esiste proprio che in questa gioia generale chi è meno fortunato non può godere insieme a noi. Veramente è un peccato, e lì siamo ultimi in classifica se non ci pensiamo, veramente non va bene. E quindi definitely fake news, dice Lombardo. Il turnover ci dà ancora una volta il titolo, ma quante volte dobbiamo chiedere a Spalletti il titolo? Ce lo dà sempre, e ce lo dà alla fine, l'eruzione d'amore. Dai, fate il vostro lavoro, trovatevelo voi il titolo, mamma mia. E quindi il turnover, il titolo, interviene Baldari, no, una domanda, no, Lombardo che dice, ma quale vuoi? Allora la domanda è quella là del titolo, e Spalletti lo ferma, dice, zitto, fermo, qual è l'altra domanda? Insomma, veramente una barzelletta delle volte. E quindi il turnover sì, ma per vincere. Ci ricorda che tornano alle 2 del mattino, che poi devono fare l'allenamento alle 11, 3 o 4 nuovi, o meglio non nuovi, ma più freschi, perché li conosciamo già, non sono nuovi, ci saranno, e quindi noi dobbiamo fare un esempio, un'ipotesi, non esempio, rispetto a questa partita, che è l'ultima contro la Roma, come se la affronterà Spalletti così. Non è facile, qua dobbiamo buttarci a indovinare. E quindi alcuni che devono recuperare, vediamo un pochino. Sappiamo però che Anghissà è convocato, non è detto che sia titolare, ma è convocato. La consapevolezza sta aiutando, sta migliorando, a quanto arriva, siamo a buon livello, ma non dobbiamo pensare a quanto abbiamo fatto, ma alla prossima. I pezzi, ecco, pensare qualche pezzo di bravura, qualche cosa in più, qualche pezzo da aggiungere, insomma, o piez che ha fatto Osimhen, non c'è dubbio che ha sorpreso un pochino anche lui, probabilmente dice guarda che cosa è capace di fare questo ragazzo, quando invece altre cose non riesce a farle. Quindi Osimhen o piez. L'Astio contro Napoli, come la risolve Spalletti? Prima di tutto togliere le barriere. Spalletti è un uomo dico un uomo di campagna, nel senso è un uomo che ama gli animali, è un uomo che conosce
come si comportano gli animali. Vi faccio l'esempio classico, no? Si vede in un sacco di video i cani che abbaiano e si abbaiano contro con la foga, così con un cancello in mezzo, no? Togli il cancello, i cani smettono di abbaiare, si guardano, cominciano ad annusarsi e non si aggrediscono di più. Gli rimetti il cancello, succede spesso. Io sono un esempio di 2 cani che non si potevano guardare. Questi 2 cani, se li fai camminare a distanza, anche senza il cancello, si continuano ad abbaiare. Se li metti vicino, credetemi, smettono di abbaiare e camminano, perché non possono fare altro. Quindi questa idea di Spalletti è veramente rivoluzionaria. E poi ci dice le cose così, sottolineiamo le cose belle, mentre il traduttore dice sottolineiamo gli imbecilli. Eppure non sarebbe male, perché non vanno ignorati. Toglierli dagli stadi, gli imbecilli sicuramente, e modernizzare gli stadi, perché se lo stadio è fatiscente, se ci sono dei problemi strutturali, sei pure più invogliato a fare delle cose che non dovresti fare. Invece lo stadio fatto bene, crei posti di lavoro, modernizzi il tutto più pulito, che ti metti pure paura di buttare una cicca a terra. Ma che cosa stiamo aspettando? Lo sappiamo cosa stiamo aspettando. Il non meritato, Mourinho, vuoi rispondere a Mourinho? Non rispondo a Mourinho, io ascolto da un comunicatore come lui per capire, magari, ma non devo assolutamente rispondere a nessuno, pensiamo solamente a noi. C'hai simpati non è simpatia, ma è il soffrire insieme, un pathos, con Van Bronckhorst, che lo chiama proprio Van Bronckhorst Spalletti, perché hanno diversi infortuni, il Rangers sta in una situazione un po' così, non penseremo mai che il Rangers sia una squadra abbordabile, i Glasgow di Ranger, i Ranger di Glasgow mi hanno sottolineato, non lo penseremo, quindi è una squadra comunque tosta. Anghissà convocato, fai l'altra, perché Ciro hai presentato male, qui si arriva alla fine, perché dice no Anghissà come sta, e poi no, entra Baldari, dice no, assolutamente una domanda, allora ok, quello di Anghissà come sta, e Spalletti, che protegge quasi in questo caso il giornalista, dice no, questa qua è già nei convocati, te la bruci, fammi quell'altra, perché ti dico che Anghissà è convocato, l'altra è sei soddisfatto di Ndombele, e Spalletti la brucia subito, dice sì, l'ho fatto rigiocare, quindi sono soddisfatto. L'urlo da Champions è un copyright tutto nostro, è un'eruzione d'amore, si riprende proprio il microfono, è un'eruzione d'amore dei napoletani nei confronti di questa squadra. L'affare l'hai presentato male, poi dice pure hai presentato male l'affare, mi permetto, perché poi anche le cose di Totò vanno sottolineate per bene così. E il film ovviamente sapete qual è, io di solito ve lo chiedo, sono 5 anni che vi chiedo da prima di fare il canale, perché il canale quanto c'ha? Un paio d'anni, 2 anni e mezzo, io da prima già vi chiedevo che film è e voi sotto nei commenti lasciate i TVB. Amici bellini, facciamo al volissimo, penso che Meret sia titolare, no? Anche perché Sirigu era infortunato e non credo proprio. Di questi 3-4 di Lorenzo mi sa che se la gioca. Kim, Juan Jesus, abbiamo questo dubbietto, molti scrivevano Ostigard, non lo so. Continuiamo così, perché 3-4, allora uno potrebbe sicuramente essere Mario Rui, perché ha giocato tutta la partita Oliveira e si stanno alternando, quindi uno potrebbe essere sicuramente Politano, che si può alternare con lo Zar, e ci siamo. Politano che aveva anche segnato il rigore, e quindi qua ovviamente ci mettiamo lo Zar lì, ma perché è un fatto di logica, perché questi qui non sono nemmeno giocatori da considerarsi nel turnover, stanno quasi alternando tranquillamente. Lobotka, ecco, io qua lo so che voi, per esempio qui tutti quanti noi ci mettiamo sempre Simeone per scaramanzia, è chiaro che se lo meriterebbe, è chiaro che sarebbe carino, è chiaro che al di là della scaramanzia è pure in conferenza, ma Spalletti ce l'aveva detto l'altra volta che lui aveva proposto Raspadori, Simeone eccetera, quindi ci mettiamo Simeone qui. Zielinski io l'ho visto bene, Ndombele potrebbe dover partire di nuovo titolare. Lobotka, Demme sappiamo che non c'è, non è in lista, quindi molti amici che scrivevano Demme a posto di... no, Demme non è in lista, quindi non si può. C'è Elmas che scalpita, che era entrato molto bene, Gaetano è entrato molto bene, ma non lo so. Kvara gli fareste riposare, lo fareste riposare per una partita? In questo momento siamo 1, 2, se confermi 3, se confermi questa, uno potrebbe essere veramente Ostigard Kim, quindi o confermi Juan Jesus e fai riposare una Kim. Vediamo, più che una previsione mia è anche come si può dire, una speranza, un auspicio per tenerli tutti sul pezzo, per fargli avere qualche minuto nelle gambe nel caso in cui
serva, perché a un certo punto ti serve. Quindi lo so, per esempio uno che dovrebbe riposare è proprio Lobotka, ma in questo momento c'è il sostituto di Lobotka con le sue caratteristiche? Non lo so, quindi lasciamocela così e facciamo per la figura Napoli, perché non esiste proprio, non sottovalutiamo gli avversari mai, e non lo stiamo facendo, quindi molto molto bene, andiamo a divertirci, andiamo a fare le cose che dovete fare, e voi insieme ai like mi dite: no, ma quando mai fai giocare a quell'altro a posto di quello? Non lo so, sinceramente non lo so. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.